Sergio Silva, l'allenatore del Follonica, il Trissino, quando però ha schiacciato sull'acceleratore mi ha messo in difficoltà, siete arrivati a un passo da pareggiarla, poi però alla fine 7-3 per i Veneti. Eh, Già non basta la qualità che avevamo davanti, oggi erano a completo, cosa che non succedeva forse in tutte le ultime partite. Penso che ci abbiamo messo tanto anche del nostro. Oggi sì, c'è stato un momento che io penso che fino al 4-2, ma anche sul 3-0 eravamo stati in partita, ma non nel modo che io e che i ragazzi sanno che possiamo stare. Oggi siamo stati poco squadra, abbiamo fatto tante volte, per non dire tutte perché non è stato così, ma tante volte di testa sua individualmente e questo mi piace. Noi possiamo essere altri, oggi non lo siamo stati, poi abbiamo trovato davanti sicuramente una delle squadre più forti del campionato e è finita così. Tra l'altro tra pochi giorni da questa partita ci sarà il quarto di finale di Coppa Italia, questa volta però al Paladante. E proprio quello che ho detto ai ragazzi nel spogliatoio, adesso il mio compito è quello di già stasera analizzare, anche se ce l'ho ben presente in testa, ma analizzare la partita di stasera. Io penso che noi possiamo e dobbiamo essere altri. Poi possiamo perdere uguale, anche se andiamo anche mercoledì a Tristano per provare a vincere, perché sennò non si andrebbe e noi vogliamo andarci, ma bisogna analizzarla bene questa partita per capire il perché abbiamo concesso così tanto e perché non siamo mai riusciti a giocare con i compagni per il compagno, cosa che non penso di dire un'eresia se dico che è quello che ci ha portato a livelli importanti. Lo proveremo, abbiamo 2 giorni per preparare questa partita di mercoledì, che è una partita da dentro fuori, e ci proveremo sicuramente.